Buonasera e buona domenica dalla redazione del TG10 in apertura agli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione Calabria. Nelle ultime 24 ore si registrano 359 nuovi contagi. Sono 359 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria su un totale di 3.182 tamponi eseguiti. In totale, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus sono 7.465, quelle negative 288.401. Il Reggino, l'area dove si registrano più contagi. Nel dettaglio, i casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 61, Catanzaro 64, Crotone 17, Vibo Valentia 36, Reggio Calabria 181. Aumentano i ricoveri in reparto, oggi sono 233, 16 invece i pazienti in terapia intensiva. Parliamo del nuovo commissario della sanità in Calabria. Zuccatelli è stato designato dal Consiglio dei Ministri dopo la bufera sull'ormai ex commissario Cotticelli, che nel corso di un'intervista televisiva ha dichiarato di non sapere che fosse sua la responsabilità di redigere il piano Covid per la regione. Via Cotticelli dunque subentra Zuccatelli, ma è già polemica sul nuovo commissario. Il virus c'è, anche l'emergenza non scherza, ma non sappiamo se in Calabria è attivo il piano anti-Covid. I dubbi sono legittimi, dopo le dichiarazioni in TV dell'ex commissario Cotticelli. La situazione insomma non è affatto bella in Calabria, regione rossa dove continuano a crescere i contagi e a riempirsi gli ospedali. Qui funziona tutto un po' così, a strappi, utilizzando le parole di un medico calabrese impegnato in prima linea. Già a strappi, come quello operato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che dopo aver preso contezza, ma ci volevano le telecamere, dell'inadeguatezza del generale nella gestione del settore più delicato, la sanità, e dopo averlo tenuto in sella nonostante le perplessità, sindacati in primis, nel momento più delicato e difficile nella storia della nostra regione, ha dovuto cedere. Infatti lo stesso Premier Conte, a poche ore di distanza dalla penosa performance televisiva del nostro, ha subito preso le distanze e in serata, riunito il Consiglio dei Ministri, ma Cotticelli nel frattempo si era già dimesso, ha provveduto alla nomina del sostituto, nella persona di Giuseppe Zuccatelli, amico di vecchia data dell'ex segretario nazionale del PD Bersani. Zuccatelli in Calabria è da un bel po' di tempo. Ha occupato e occupa ruoli di responsabilità nella sanità calabrese. A Catanzaro è commissario del Pugliese Ciaccio e a Cosenza, dove ha ricoperto l'incarico di commissario dell'ASP ad interim, dal quale si è dimesso per dedicare il suo tempo prezioso alla città capoluogo. Adesso sarà lui, con pieni poteri, ad organizzare la resistenza al Covid e non solo, rimettere in piedi il sistema sanitario calabrese, che vuol dire assunzioni, posti letto e molto altro. Zuccatelli, per chi non lo ricordasse, è colui il quale voleva privare Germaneto e quindi la Calabria del polo infettivologico. Anche lui, come Cotticelli, annovera nel suo curriculum uno scivolone televisivo sull'argomento mascherine. Sostenne infatti che l'uso della protezione con dispositivi medici non serviva a nulla, perché il Covid si trasmette solo pomiciando. Ora immaginate con quale spirito si appresta ad interpretare il ruolo di gestore dell'emergenza virus. Ma in Calabria è tutto possibile, anche l'inimmaginabile. Perché per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi il virus. Come dicevamo, non mancano le polemiche proprio sulla scelta di Zuccatelli per guidare questa fase della sanità in Calabria. C'è una nota del sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, che dice: pur non esprimendo giudizi sulla qualità della persona individuata, non possiamo che constatare con grande rammarico che il metodo utilizzato sia esattamente lo stesso che come sindaci abbiamo contestato. Giuseppe Falcomatà aggiunge: nonostante la richiesta di coinvolgimento avanzata da tutti i sindaci della città metropolitana, assistiamo all'ennesima nomina calata dall'alto, senza alcuna concertazione, senza alcuna condivisione, senza il coinvolgimento del territorio e di chi quotidianamente lo rappresenta.
rappresenta. Proprio per questo la protesta dei sindaci, conclude Falco Matà, continuerà nelle sedi opportune. E intanto il Consiglio regionale approva la mozione anti-zona rossa e chiede al Presidente Mattarella di non promulgare il decreto Calabria. Il Consiglio regionale ha deciso. È guerra con il governo. L'obiettivo? Da zona rossa a zona gialla. Ne hanno parlato per ore i consiglieri, puntando l'indice sul Premier e la sua squadra, colpevoli di aver operato un abuso nei confronti di questa terra. Giù una sfilza di numeri che non giustificano la decisione assunta, sorvolando invece sui tanti problemi che affliggono il sistema sanitario calabrese. Un braccio di ferro che non porterà da nessuna parte, almeno questa è l'impressione, visti anche i numeri alti del contagio. C'è poi la mozione licenziata, con la quale il Consiglio si rivolge al Presidente della Repubblica chiedendo di non promulgare il nuovo decreto Calabria. Diversa la posizione dei consiglieri di opposizione, che hanno chiesto all'Assemblea di andare oltre le polemiche, perché questo è un momento in cui serve altro, visto i numeri della pandemia che si registrano nella nostra regione. Nel mentre era riunito il Consiglio, è giunto in aula il primo verdetto del TAR Lazio. Non sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta di sospensione del DPCM licenziato dal Governo. E la società civile si mobilita per la sanità, servono competenze e trasparenza. Organizzazioni e terzo settore danno vita ad un coordinamento di vigilanza sulla sanità in Calabria. La società civile si mobilita. Dopo la bufera che ha interessato l'ormai ex commissario Cotticelli, organizzazioni e terzo settore danno vita ad un coordinamento di vigilanza sulla sanità in Calabria. Personalità anche del mondo medico, tecnico e scientifico e gruppi di cittadini e cittadine hanno redatto una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro della Sanità Speranza. I sottoscrittori annunciano la costituzione di un coordinamento tematico di vigilanza democratica sulla gestione commissariale. Il documento chiede, tra l'altro, massima trasparenza proprio sulla gestione commissariale e una costante azione di controllo e monitoraggio degli obiettivi. Il coordinamento sta raccogliendo già in queste ore migliaia di sottoscrizioni. Siamo, sottolineano, per una tutela della salute orientata in Calabria dai cittadini e dagli operatori sanitari e non dalle lobby, le quali, nonostante i tanti anni di commissariamento, non sono venute meno nel controllo dei meccanismi di spesa a causa della mala sanità. Considerata la gravità della situazione a fronte della pandemia, chiedono al governo che venga data una risposta alle proposte avanzate da mesi con il documento di comunità competente sottoscritto da molte associazioni della società civile calabrese, in cui sono stati elencati gli interventi da prendere per adeguare prontamente il sistema sanitario calabrese alla situazione di emergenza generata dalla pandemia. Tra le richieste avanzate al governo, un'attenzione prioritaria per le fasce più deboli e fragili, anziani soli, persone con disabilità, con problemi psichiatrici, con dipendenza patologica, bambini e bambine e in generale per chi da troppi anni è messo ai margini da una sanità calabrese tesa a privilegiare interessi forti e clientelari, lasciando puntualmente indietro chi ha maggiore bisogno di cura e assistenza. I promotori dell'iniziativa sottolineano inoltre la necessità di potenziare la medicina territoriale. Chiedono infine che in un momento così difficile per l'emergenza in corso sia chiara la catena di comando e a chi chiedere conto come rete della società civile del mancato raggiungimento degli obiettivi tesi a contrastare la pandemia con le necessarie misure in materia di tracciamento, ospedali Covid, potenziamento delle terapie intensive, terapie semi-intensive e Covid hotel. E adesso il punto sui contagi, il virus avanza, aumentano i positivi da nord a sud della Calabria. Vediamo. Nuovi contagi e nuovi lutti a causa della pandemia in Calabria. Un 70enne lametino è morto all'ospedale pugliese di Catanzaro. L'uomo era già affetto da altre patologie. Un 86enne invece è deceduto nella stanza di isolamento del pronto soccorso dell'ospedale di Rossano. Era stato ricoverato per una serie di patologie, tra cui la polmonite, lo scorso 4 novembre. L'uomo è risultato positivo al Covid dopo il decesso. E un nuovo decesso si registra all'Annunziata di Cosenza. Si tratta di una delle ospiti della casa per anziani di Spezzano Piccolo, era stata ricoverata da alcuni giorni nel nosocomio Bruzio. Intanto all'Annunziata di Cosenza continuano ad arrivare ambulanze che trasportano pazienti Covid, altri 15 solo stamattina, e l'avanzare del virus costringe molti sindaci a chiudere le scuole. A Cassano, con 21 positivi attivi, delle 117 ordinanze di quarantena emesse fino ad oggi, 43 riguardano proprio alunni e insegnanti. Per questo il primo cittadino Gianni Papasso ha emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino al 3 dicembre.
dicembre. Anche a Frascineto il sindaco ha deciso di chiudere gli istituti scolastici fino al 14 novembre. Caselli del Manco invece dopo 20 giorni non è più zona rossa regionale. In mattinata i genitori dei bambini della scuola primaria e degli alunni delle classi di prima media, in un documento inviato al comune e firmato dai consigli dei 2 istituti comprensivi, evidenziavano la necessità di non riaprire domani le scuole, vista la carenza di dati certi in un territorio duramente colpito dalla pandemia. E nel primo pomeriggio il sindaco di Caselli del Manco con ordinanza ha disposto la sospensione delle attività didattiche. Intanto si registrano nuovi casi a Nocera Terinese, altri 7 contagi nel San Luca, squadra che milita in Serie D, mentre preoccupa il focolaio nella RSA di Leino Borgo. 8 anziani sui 14 ospiti della struttura sono risultati positivi al Covid al tampone rapido. A Mormanno infine istituita l'USCA comunale, la decisione assunta per far fronte ai ritardi dell'azienda sanitaria nel sistema di gestione del tracciamento dei positivi. Beh, intanto la Calabria è ancora zona rossa, ma vediamo come si vive questo periodo di lockdown a Cosenza. Ebbene sì, sono ritornate, ingombranti e incombenti, le strade vuote, che ricordano uno scenario già visto mesi fa, ma forse solo ora. Lo sentiamo più vivido, più vero, più drammatico, più nostro, più reale. Avvolto da un silenzio che assorda i pensieri e che alimenta inesorabilmente le nostre paure. Che cosa sta provando in questo momento? Sono molto preoccupata, specialmente per i ragazzi. Non aggiungo altro. Mi perdoni. Eravamo abituati nei sabati pomeriggi a consumare un caffè, un gelato con gli amici. Ora guardate i tavolini uno sopra l'altro e un silenzio che davvero è assordante. A far da cornice a questa desolazione ci sono giustamente le forze competenti, polizia e militari che sorvegliano il territorio. Mancano le risate dei bambini, le chiacchiere dei ragazzi, il bacio di 2 giovani innamorati, il dolce sorriso dei nostri anziani. Di una città dinamica, vivace, verace, come Cosenza, resta il silenzio che avvolge questa lunga sera di inizio inverno, le nostre speranze. Ma intanto c'è la pandemia, l'emergenza sanitaria, ma è anche un'emergenza economica per le tante imprese costrette a chiudere i battenti, per i tanti lavoratori finiti in cassa integrazione. Bella notizia di oggi è che il governo Conte ha varato il decreto ristori bis per le imprese, 2,8 miliardi di euro, quindi c'è attesa appunto per le categorie economiche colpite appunto da questo periodo davvero difficilissimo, quindi dovrebbero arrivare appunto questi ristori sui loro conto corrente. Intanto nelle città, questo che abbiamo appena visto nel servizio è lo scenario, città semideserte, negozi chiusi, molti che sono stati costretti proprio per ottemperare alle disposizioni del nuovo DPCM ad abbassare appunto le saracinesche, ma ci sono anche delle attività commerciali che possono rimanere aperte, ma anche per questi operatori non mancano le preoccupazioni, visto che si registra un notevole calo nelle vendite. Vediamo. Calabria in zona rossa e di conseguenza in lockdown, anche se parziale. Abbiamo sentito la voce di alcuni esercenti commerciali preoccupati per il loro futuro. Sant'Enrico è un'istituzione nel mondo dei parrucchieri, ecco come sta andando? Un'istituzione è vero, però la stiamo vivendo male, sicuramente è stata una brutta cosa, però diciamo che la prima l'abbiamo superata bene, devo dire abbiamo iniziato anche a lavorare bene dopo la chiusura che abbiamo aperto il 18 di maggio. Quindi quando avevamo iniziato ad incominciare a lavorare c'è stata questa ricaduta. Noi vediamo che qui dentro c'è un po' di clientela, però non è come nel solito periodo. Guardi, sicuramente tra ieri e oggi un po' i numeri sono calati, però c'è tanta voglia di dedicare momenti a se stessi.
noi non prestiamo solo servizi, noi insieme alla cliente creiamo emozioni. Soffrono tutti gli esercizi commerciali, naturalmente anche quelli che sono in chiusura. Voi normalmente a quest'ora avreste dovuto lavorare, vi occupate di abbigliamento e invece oggi non c'è niente da fare. Sì, sì, noi purtroppo siamo chiuse, è un periodo molto molto difficile, stranissimo trovarci qui oggi dal parrucchiere per fare una piega, per sistemarci un po', per non stare comunque in disordine, anche se stiamo in casa. Il vostro futuro come lo immaginate? In questo momento forse è la prima volta che io non lo immagino, nel senso che non riesco nemmeno ad esprimere quello che sta accadendo, perché questa è una mia ovviamente impressione e sensazione. Se a marzo tutto ci ha colto di sorpresa e quindi c'era anche un po' il timore di quello che stava per accadere, ma che poi si sarebbe risolto, invece adesso c'è un ritorno a quel problema irrisolto e quindi non si capisce se lo risolveremo. Naturalmente hanno problemi anche i ristoranti, chi si occupa di gastronomia. Ecco, per voi anche in questo campo c'è stato un notevole calo di presenza. Sì, per noi è problemi, perché prima lavoravamo un po', ora si è completamente fermato, solo su asporto. Un giorno fai 5-6 asporto, non faccio niente, devo pagare operario sempre lo stesso. Poi io ho famiglia grande, ho 4 figlie, perciò c'è tante spese, non so come fare. Voi la state vivendo questa Noi crisi? siamo aperti, continueremo a stare aperti come è già successo a marzo, ad aprile, però come potete vedere purtroppo la gente non c'è. Questa purtroppo la situazione che si vive in questi giorni. Ci sono alcune notizie di cronaca, andiamo a Cotronei dove i carabinieri hanno arrestato un 38enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della convivente. I militari, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone che segnalava una lite domestica in corso, hanno raggiunto l'abitazione immobilizzando l'uomo ancora intento a picchiare la donna anche utilizzando strumenti atti ad offendere. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone. Ancora una notizia di cronaca, i carabinieri forestali della stazione di Castrovillari e Oriolo hanno proceduto a dare esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari inerenti il centro raccolta rifiuti comunale di Contrada Pineta di Morano Calabro. Il provvedimento è stato assunto a seguito dell'attività dei militari che ha evidenziato alcune irregolarità in violazione alle norme che regolano la gestione dei siti atti alla raccolta, come il conferimento al suo interno di rifiuti indifferenziati. L'autorizzazione a tale attività prevede infatti il conferimento solo di rifiuti differenziati tra loro. L'attività dunque riscontrata nell'isola ecologica non rispecchia in termini gestionali quanto imposto dalla normativa, configurando di fatto l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuto, così è stato appurato appunto dai carabinieri forestali. Cambiamo invece adesso decisamente argomento, si chiama Attiva il metabolismo mangiando, il nuovo libro scritto dal nutrizionista Francesco Garritano. Dottor Garritano, si può dunque attivare il metabolismo mangiando? Assolutamente sì, questo libro che ho scritto, che appunto ha questo titolo, è stato proposto proprio per dare speranze alle persone che si deve mangiare per attivare il metabolismo. Basta con il discorso diete ipocaloriche, mangiare poco, perché praticamente mangiare poco porta la tiroide, quindi la ghiandola metabolica per eccellenza, a impigrirsi, quindi a rispondere diciamo più lentamente, e quindi ovviamente poi si va in stasi, si va in fermo, perché è la ghiandola che si ferma. Quindi può essere controproducente attuare quella dieta del digiuno, ecco. Sì, io non sono d'accordo su questo discorso, perché abbattere troppo le calorie, perché poi se vai in questa c'è un caos dietetico, dietoterapico in giro, chi ti propone il digiuno, chi ti propone, sì, possono essere magari validi per alcuni momenti della vita, oppure le diete chetogeniche hanno dimostrato alcune valenze nell'epilessia eccetera eccetera, però dobbiamo capire che dobbiamo trovare un equilibrio
equilibrio noi, dobbiamo mangiare come facevano i nostri nonni, mangiavano più al mattino, meno la sera, si muovevano, cioè dobbiamo riprendere un po' il passato, che quello si sta perdendo. Questo è il concetto del libro, che va a combattere tutte quelle diete grammate con le calorie, eccetera, eccetera, e attiviamo il metabolismo in maniera naturale. E adesso il tempo previsto per le prossime ore in Calabria, il nostro meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Continua il dominio dell'alta pressione sull'Europa centrale, orientale e anche sulla nostra penisola. Il tempo quindi continuerà ad essere stabile su quasi tutto il territorio calabrese, al netto di locale nuvolosità sparsa causata da accumulo di umidità nei bassi strati, con temperature in media. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, nubi sparse basse presenti solo sull'Ametino, Vibonese e Reggino Tirrenico, con possibilità su queste aree di qualche isolata e debole pioggia, comunque poco significativa. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani situazione analoga a quella di domenica, venti dei quadranti settentrionali moderati sullo Ionio, che si presenterà mosso in corrispondenza dei bacini crotonesi, catanzaresi e reggini. Venti deboli di direzione variabile invece sul Tirreno, che sarà poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.